Ecco, la sua storia personale di imprenditore è forse l'emblema di quello che vogliamo portare qua a Motor Italia, ovvero un'idea, e la sua incarna anche lo spirito italiano, un design, un brevetto che ben si adatta a ogni situazione. Ma quanto è difficile fare impresa? Se lei fosse adesso, nel 2015, avesse questa idea, si prenderebbe il rischio? Allora, io semplicemente dico che ogni impresa nasce sempre da un'idea, che l'idea sia un'idea nata in un periodo più o meno favorevole della storia mondiale, questo è un altro discorso, ma in ogni zona del mondo ci sono sempre delle possibilità di fare impresa. Oggi in Italia abbiamo la grande fortuna di continuare a essere apprezzati per ciò che riguarda il Made in Italy e la ricerca e l'innovazione. Quindi questo è sempre il solito segreto di cui sono convinto per esperienza personale, ma che consiglierei ancora a chiunque di ricercare in se stesso e di mettersi alla prova. Fare impresa non è così difficile in Italia se si ha un'apertura a 360 gradi sul mondo esterno.